Siamo con il presidente regionale della Confagricoltura Sicilia, Rosario Marchese Ragona. Presidente, da poco nominato a capo del vostro sindacato regionalmente, un impegno sicuramente importante dovuto anche alla sua esperienza come presidente provinciale di Agrigento. Ecco, come metterà a frutto questa sua esperienza, diciamo, anche a livello regionale? Sì, proprio la scorsa settimana l'Assemblea regionale di Confagricoltura mi ha dato il piacere, dico io, l'onore ma anche l'onere di rappresentare per il prossimo quadriennio la federazione regionale. L'impegno è quello che ci abbiamo sempre messo, anche perché i problemi in agricoltura sono sempre gli stessi, anzi, ahimè, probabilmente, e lo abbiamo visto la scorsa settimana col maltempo che c'è stato, i nostri agricoltori hanno un momento veramente di grande bisogno di essere rappresentati. C'è da fare dei ragionamenti complessivi un po' su quello che sta succedendo, perché è inconcepibile, ahimè, che in una settimana 12 trombe d'aria imperversano il territorio siciliano. Ci sono aziende su tutto il territorio siciliano che sono danneggiate, che hanno avuto un sacco di danni, e stiamo provvedendo alla conta a livello centrale di questi danni. Abbiamo già delle interlocuzioni con l'assessorato affinché si possano trovare delle soluzioni per venire incontro alle esigenze degli agricoltori. Questo è uno dei problemi più imminenti, quello che è successo, ma l'agricoltura, ahimè, è piena di criticità che negli ultimi anni sono stati affrontati, devo dire, tra virgolette, bene dall'assessorato all'agricoltura, sotto la direzione del dottore Caltabellotta e con gli assessori prima Edi Bandiera, oggi Toni Scilla, dove hanno sbloccato la spesa comunitaria, che è stato sempre il cavallo di battaglia della Confagricoltura Agrigento, ma devo dire anche della Confagricoltura siciliana. Restano alcuni nodi da affrontare, perché ahimè in tutto questo, se da una parte si sblocca la spesa comunitaria tanto auspicata da noi negli anni precedenti, negli anni passati, oggi gli imprenditori devono fare i conti con l'aumento ingiustificato, devo dire, delle materie prime. Oggi tutto costa il 150, il 200% in più, quanto i nostri prodotti in realtà poi ai nostri imprenditori vengono pagati allo stesso modo o anche meno. Quindi andare a fare un ragionamento complessivo su come spendere i fondi comunitari, se si possono spendere, su questo caro delle materie prime, oggi è fondamentale per chi rappresenta poi gli imprenditori agricoli. Un altro problema che attanaglia la nostra agricoltura è quello della manodopera agricola, perché paradossalmente, nonostante qualcuno si lamenta che il lavoro non ce n'è, il lavoro ce n'è tanto. Quello che oggi l'agricoltore, l'imprenditore agricolo ha dei problemi è quello del reperimento della manodopera agricola, probabilmente per delle scelte del governo centrale, giuste, non giuste, migliorabili, rivedibili. Non voglio entrare nel merito, ma mi riferisco al reddito di cittadinanza. Sicuramente anche lì bisogna sedersi seriamente attorno a un tavolo, perché oggi l'imprenditore agricolo, prima di fare degli investimenti, deve capire che disponibilità di manodopera ha, ed è quella che poi manca. Quindi andare ad avviare questi tavoli per capire quali possono essere le soluzioni per riportare della manodopera agricola nelle nostre aziende, fermo restando se il governo centrale vuole mantenere dei privilegi per chi non può lavorare o non vuole lavorare. Però dico, dobbiamo guardare pure a chi produce, a chi vorrebbe fare il reddito, a chi vorrebbe, a chi poi è il motore trainante della nostra economia. L'ho sempre sostenuto, in Sicilia non abbiamo delle grandi industrie, il PIL trainante in Sicilia è quello dell'agricoltura associato al turismo. Le due cose non sono slegate, perché spesse volte, dico, agricoltura e turismo camminano assieme. E poi l'agricoltore è il custode del territorio. Lì dove c'è agricoltura c'è la bellezza dei paesaggi, la custodia dei paesaggi. Io non vorrei ricordare, ma ahimè i fatti
ce lo impongono Giampilieri di un decennio fa, quando proprio per l'incustodia del territorio quell'enorme catastrofe travolse tante vite umane. Quindi lì dove c'è l'agricoltore è custode del territorio, quindi dobbiamo incentivare l'agricoltore, le nuove generazioni, i nuovi giovani a fare agricoltura per custodire il territorio, per garantire, oltre alla bellezza del paesaggio, anche la tutela di un aspetto economico. Fare l'agricoltura oggi non solo bisogna vederlo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista occupazionale e sociale.